Asparagus parte il 15 aprile, poi avrà un'interruzione per Pasqua il 29 aprile e poi continuerà per altre 4 serate fino al 27 maggio. Inizia venerdì con il Toni da Gradiscutta, che è il locale che apre questa manifestazione, che è giunta ormai alla sua 16ª edizione ed ha il privilegio di far conoscere un prodotto che non è esclusivamente friulano, ma che in Friuli ha trovato sicuramente una terra di elezione. E il bianco, noi diciamo bianco e bianchi perché vogliamo abbinare il bianco asparago del Friuli con i bianchi. Diciamo subito intanto perché è bianco, l'asparago friulano è bianco perché viene tenuto coperto dalla terra, emerge soltanto la cappella e quindi rimane bianco, viene tolto dalla terra senza aver subito la fotosintesi clorofiliana e quindi rimane bianco e per questo più morbido. È una specialità ed è una specialità che si accompagna benissimo con i vini friulani. Noi diciamo subito i 6 ristoratori sono Toni da Gradiscutta venerdì 15 e poi siamo dalla locanda Devetac a San Michele del Carso il 29 aprile, poi il 6 maggio alla Primula di San Quirino, il 13 maggio alla taverna di Colloredo di Montalbano, il 20 maggio al ristorante al Grop, il cui vecchio titolare, ricordiamolo che non c'è più, è stato uno dei fondatori, dei promotori, degli inventori di questa manifestazione, per concludere il 27 maggio al ristorante La di Moret, abbinamento cibo e vino. Già da qualche anno noi diciamo bianco e bianco, l'asparago bianco con il vino bianco. L'abbinamento è nella cucina in generale una delle scienze. Oggi si fanno abbinamenti anche molto più arditi di quelli che si facevano un tempo, ma è certamente una cosa fondamentale. Il Friuli, che ha ottimi prodotti e ottimi vini, riesce benissimo in questo ed è una delle caratteristiche e dei punti di forza di questa regione. Una regione che avrebbe solo bisogno di essere un tantino più unita e di combattere più assieme la battaglia per la commercializzazione del proprio prodotto.